Good morning Friuli, Venezia Giulia, buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi non è una giornata particolarmente estiva, però insomma sempre domenica la celebriamo con i due grandi presidenti, Alessandro Michelli, FIPA VFVG. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. E buongiorno a tutta Trieste, buongiorno Giovanni Dami, presidente della FIP, e buongiorno a tutta Udine. Ciao Johnny. Buongiorno, grazie. Come va signore intanto? Tutto a posto? Tutto bene? John, scusa, alzati un attimo, fa vedere la maglietta. Ok, la spiegazione è? Lokomotiv Mosca, ti ricordo che me la regalò un fratello di una giocatrice della nazionale russa ai campionati europei Under 16 fuori dal Palazzetto Benedetti, tifosissimo del Lokomotiv Mosca. Come faccio a non ricordarmi scene epocali? Io gli ho regalato quella dell'Udinese, ovviamente. Ovviamente. Io mi ricordo solo che ti vidi parlare fitto in una lingua a me sconosciuta, è sconosciuta anche a lui credo, però non so perché vi comprendevate perfettamente, parlavate di tafferugli, di gesti. Momenti stupendi. Alessandro, invece tu sei sempre perfettamente stile Lord Triestino, come dico sempre io. Sempre tu sei... C'è la parte buona di noi, altro che, questa è la verità. Che news abbiamo di settimana, signore Alessandro? Che news abbiamo? Diciamo che è arrivato questo decreto, no, dal Ministero dello Sport e Salute, che darebbe respiro un po', per l'amor di Dio, un respiro comunque ben accetto, ma vediamo poi nei fatti anche quello che arriverà, famosi massimi 600 euro per le società che utilizzano e che hanno un impianto in gestione, e un altro bando che riguarda invece tutte le altre ASD che prevedono comunque, devono avere determinati parametri, e lì sono stanziati 20 milioni e quindi dovrebbe esserci comunque un massimo di 800, anzi un contributo di 800 euro, però al momento è solo fino a esaurimento, e quindi in ordine cronologico a quello che sarà l'arrivo delle domande. Questo è arrivato. Con tutti i problemi che ne conseguono, perché abbiamo visto purtroppo la quotidianità, al di là di quello che è stato deciso, stanziato, concordato, poi purtroppo passare dalla teoria alla pratica, vedo tanta gente aspetta ancora, ad esempio, non so, cassa integrazione piuttosto che contributo, i 600 euro di cui si è parlato, insomma. Speriamo che tutto si regolarizzi e che le casse siano rimpinguate. Salutiamo Walter Rusic, che è il nostro fedelissimo ascoltatore, che vi dà il buongiorno. Giovanni, tu invece, per quanto riguarda il fronte basket, hai qualche novità da raccontarci per quello che è una sorta di bollettino settimanale, insomma, dai. A parte il fatto che pare che Dinamo Sassari e Pozzecco si separino, un fulmine a ciel sereno, la notizia di questa mattina, non so se avete letto la Gazzetta. Sì, si sta definendo questo scenario, purtroppo no, le favole belle hanno un inizio e una fine, mi sembra in maniera piuttosto burrascosa, però. Ma è una notizia sicura, ufficiale? No, l'ho letta anch'io, non posso dirti. Mi era arrivata già ieri sera, sì. In ogni modo, noi abbiamo terminato gli incontri con tutte le società, la scorsa settimana abbiamo finito con Trieste, e direi che abbiamo dato peraltro in anteprima, durante la riunione, quelle che sono state le novità intervenute e lette sul cellulare, perché erano intervenute poco prima, quindi particolare fagiolo nella grande voglia di ripartire da parte delle società. È arrivata anche quella dell'apertura a determinati esercizi di passaggio, quindi non solo degli allenamenti individuali, e dall'altra parte prima 15, poi spostato a 25, ma questo vale un po' per tutti, possibilità di giocare 5 contro 5, che insomma direi per noi potrebbe riaprire uno scenario significativo per quello che riguarda il mese di luglio. Basti pensare a qualche camp, a qualche colonia sportiva, Lignano, il mare, eccetera. Credo che questa apertura che nel nostro campo, e soprattutto un'apertura nel nostro campo del basket, un'apertura tecnica, sia insomma cosa non da poco, uno scenario che 20 giorni fa era assolutamente impensabile. Abbiamo discusso proprio domenica scorsa nel nostro appuntamento su come si evolve in maniera chiaramente repentina, veloce, continua
no, la situazione, le notizie che fanno sì che quello che è un dato certo oggi, domani sia un dato nuovo, e quindi con tutti i problemi che creano anche a voi, no? di gestione delle vostre società, di gestione delle notizie. Però Alessandro, pare che in realtà, insomma, la cosa più importante è forse che dal 25 si può ricominciare a giocare di fatto, no? E quindi questo potrebbe essere, si pensava al 15, io c'ho un campo di calcetto qui da me a Campoformido, avevo la schiera dei calcettisti dietro che in coda per giocare da domani, in realtà è stato spostato di 10 giorni, voglio dire, 10 giorni non cambia niente, meglio un minimo di scrupolo in più che scrupolo in meno, quindi questo non cambia, però l'orizzonte è vicino, cioè l'orizzonte sono segnali di reale ripartenza forse. Senz'altro, ne abbiamo parlato, no? Effettivamente in questi giorni, in queste nostre trasmissioni, che quello che è oggi probabilmente domani già cambia. Noi, di la verità, come federazione stiamo aspettando un nuovo protocollo che è previsto per domani, perché questo protocollo valeva fino ad oggi. Quindi vedremo domani cosa consentirà in più il nuovo protocollo. Martedì mattina abbiamo un incontro con la giunta del Consiglio federale, noi presidenti regionali, e quindi avremo anche probabilmente qualche informazione in più su quello che è l'evolversi della situazione della pallavolo e quindi della sua messa in opera per quanto riguarda campionati e quant'altro. Devo confermare devo dire che è arrivata una notizia che sapevamo, non era ufficiale, era ufficiosa, però dove sono state reintegrate 2 squadre che erano in testa al campionato di Serie C, quindi di campionato regionale, e quindi la squadra del Blue Team passa in B2 e la squadra del PUS Trieste, la maschile, passa nella B nazionale, quindi ritorna ad un campionato che è consono ad una società storica che aveva caricato anche a suo tempo i campi della Serie A. Ma dove gioca? Nel palazzetto del CUS? Giocherà? Sì, che quest'anno il storico palazzetto del CUS di Montecengio, che quest'anno verrà rimesso, quest'anno stanno già lavorando per rimetterlo a nuovo, quindi rimodernarlo in tutto e per tutto, e dove io ricordo di aver visto con 1300 persone una archilinea Lubian-Bologna, con la Lubian-Bologna che già aspettava di fare lo spareggio con la famosa Ruini-Firenze, e quella volta dopo 3 ore e mezza di gioco l'Arclinea batté all'ultima giornata la Lubian e diede lo scudetto alla Ruini-Firenze, che nel frattempo faceva la Coppa delle Coppe ad Atene. Quindi 1300 persone, per chi conosce la palestra di Montecengio, quella volta... È meglio non dirlo, però erano sicuramente... Sì, ma erano anni in cui, diciamo, si poteva, ecco. Però, caro Alessandro, tu non hai visto invece evolvere su quelle tavole di quel parquet la coppia amica Alice Adami che faceva showtime nei tornei universitari. Io ho vinto più di un torneo universitario, c'ho in bacheca MVP, robe. Per me quella palestra è meravigliosa. Poi si andava a Vulcania a mangiare il panino. Esiste ancora Vulcania? Sotto? Guarda, ricordi, Johnny? Penso di no, penso di no. No. Comunque devo dirti una cosa, raccontare questo aneddoto, che anch'io, no, quindi ai tempi dell'università, facevamo il torneo famoso Goliardico, no, abbiamo la squadra che si chiamava la Carica dei Fuoricorso, quindi tanto per capire, e avevamo, perché in squadra con noi giocava Eddie Snyder, quindi avevamo le magliette Mobian. Eccezionale. Beh, questi tornei, caro John, no, fanno parte della nostra vita e nessuno ce li tirerà mai via. C'è momenti, amicizie straordinarie. Sì, beh, l'unico che ho vinto con te, tu ne hai vinti più di uno. Io ho partecipato a uno solo, che abbiamo vinto, poi non ti dico, sì, ricorderai bene cosa abbiamo fatto dopo la vittoria. Sì, abbastanza. Sì.
meglio lasciar perdere. Meglio Però lasciar perdere. avevamo costruito anche il 10° scudetto e la stella del Cus Trieste campionati universitari. Non dimenticarti che le eliminatorie le abbiamo fatte lì, poi dopo a Salsomaggiore, se non ricordo male, nel 96 abbiamo preso l'ultimo scudetto del Cus Trieste a livello nazionale nella pallacanestro, con 5 bombe tue in finale. Ebbene sì, Eri un po' più magro. Ero appena più snello. Johnny, domanda di Walter Ruggi: la prossima settimana, se tutto va bene, ci sarà un incontro con 4 presidenti: Adami, Mania, Michelli e Bassi Targestina, assieme al Tazza Anime, che vi scrive, dove l'argomento principe sarà palestre scolastiche. Cosa diciamo? Beh, certo, perché io e il buon Alessandro ormai ci vediamo ogni giorno. Siete una coppia di fatto. Facciamo parte o ci parliamo, ci incontriamo, facciamo riunioni istituzionali, o siamo online, o siamo a convegni e quant'altro. No, ovviamente l'abbiamo pianificata la scorsa settimana e è chiaro che bisogna, come dice giustamente Alessandro anche nelle scorse puntate, è il momento di mettere un paletto, di dire benissimo la scuola, benissimo tutto, guardate che però ci siamo anche noi, nei limiti e del rispetto ovviamente per quello che può essere il futuro dei nostri ragazzi, il futuro didattico dei nostri ragazzi. E alla riunione, vi dico la verità, delle società triestine la scorsa settimana è venuto fuori che l'unica soluzione concreta, vera, è quella di costruire 2 altre palestre, 2 altri palazzetti all'interno del capoluogo regionale. È chiaro che però dobbiamo fare le cose per gradi. Intanto cerchiamo di andare a difendere i nostri spazi. Quando dico nostri parlo di pallacanestro, di pallavolo ovviamente, e poi dopo vediamo cosa succede. E per quello che riguarda la costruzione di 2 palestre, 2 palazzetti, bisogna fare un discorso a più ampio respiro che coinvolga inevitabilmente istituzioni, denaro pubblico, eccetera. Certo, Alessandro, la settimana scorsa abbiamo fatto una puntata piuttosto accesa anche su questa tematica legata agli impianti, alle palestre, al rapporto coi presidi. Dato che qui questi DPCM o cecalè, come si dice in Friuli, cambiano ogni giorno, è cambiato qualcosa in questa settimana rispetto al grido di dolore di una settimana fa? No, purtroppo no, se vogliamo anzi, cioè nel senso che si è sentito da qualche fonte che alcuni direttori scolastici avrebbero intenzione di adoperare proprio le palestre come aule. Quindi questo sarebbe devastante per il nostro mondo. Ne accennavo a Johnny in settimana. Noi abbiamo preparato come consulta, io ho lanciato anche un assist a John per quanto riguarda una lettera aperta che come consulta di tutti i presidenti regionali presentiamo martedì al Consiglio federale. Io ne ho già parlato col Presidente, una lettera da parte quindi che parte dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, indirizzata ai ministri, ad Azzolina, Spadafora e al Presidente dei Comuni, ai coordinatori delle regioni, perché per evidenziare il problema che senza impianti scolastici lo sport della pallavolo, ma come quello del basket, non riescono a esistere. Le palestre che sono state il fondamento di tutto per quanto riguarda i nostri 2 sport, se non ce le danno, vuol dire, per l'amor di Dio, rispetto di tutti, di Covid, rispetto del distanziamento, delle misure, certo, ma anche l'attività sportiva e l'attività motoria sono fondamentali per i nostri ragazzi che, abbiamo sempre detto, sono super controllati e visitati, per cui viene data un'idoneità sportiva una volta all'anno, e quindi vuol dire sì, un ulteriore grido d'allarme insieme alla federazione. E quindi io ne ho parlato con John e gli ho detto: guardate, se fate anche voi, diciamo, è un'altra voce in più dei 2 sport, no, più scolastici, più indoor. No? Esatto. Certo. Va anche detto che è ovvio che, tornando a te Giovanni, fare 2 impianti nuovi sarebbe l'ideale, e sarebbe anche ora che si investisse di nuovo nelle strutture. Però anche se si decidesse, se si trovassero le risorse,
se la Regione capisse che è una reale esigenza che sentiamo come mondo, non solo dello sport, ma anche mondo civile, civico, no? L'immediato è domani, cioè non è che facciamo 2 palazzetti o 2 impianti li facciamo, domani i ragazzi devono ricominciare a fare l'attività, quindi ben venga l'ipotesi di fare 2, 3, 5, 20 nuove strutture, ma domani dobbiamo rimettere i nostri ragazzi nelle palestre. Salutiamo anche Roberto Ciriello, buona domenica a te Roberto. Giovanni, rispondi a Federico Fasan. Buongiorno a tutti, in occasione dell'incontro di settimana scorsa a Pordenone col presidente Adami, è stato accennato ad una polizza assicurativa integrativa connessa con la situazione attuale. Ci sono ulteriori informazioni? Quello della polizza assicurativa può essere un argomento interessante, ovviamente. Sì, è una novità che abbiamo appreso, abbiamo cominciato a coltivare contestualmente alla riunione di Udine, e non appena arriva una sorta di bozza di prodotto da poter presentare alle società, come ho già detto in tutte le riunioni, la invio senza nessun tipo di concorrenza sleale, senza nessun tipo di richiesta da parte mia. Ognuno se la legge e fa le sue valutazioni. È un servizio che è nato così, diciamo, abbastanza per caso, non è stato cercato, ma è stato condiviso dalla Federazione Pallacanestro regionale, e quindi ci sentiamo di proporlo alle società per la tranquillità civile civilistica, scusate, del presidente, del consiglio direttivo e di quant'altro. Alessandro? Appena pronto parte. Alessandro, al riguardo? Ma guarda, noi a dire la verità abbiamo verificato quello che è lo stato dell'arte delle nostre polizze, dove all'interno diciamo che ci sarebbe già la copertura per quanto riguarda questo determinato, la copertura della parte civile logicamente del presidente, e la parte penale mi sembra già che non è possibile coprire naturalmente. E quindi, siccome ci aspettiamo il 30 di giugno scade quindi l'anno sportivo, e quindi so che ci sono delle trattative a livello nazionale per inserire, no, eventualmente altre possibilità e altre voci in quella che è la copertura assicurativa che è già prevista per tutti i nostri tesserati, e quindi anche per il presidente del consiglio direttivo. Volevo solo soffermarmi solo un secondo sulla domanda precedente e il discorso che dicevi tu, no, per quanto riguarda il discorso degli impianti. È vero che noi dobbiamo pensare alla situazione attuale e quindi gestirla, perché ne discutevamo proprio venerdì ad un incontro che c'è stato a Trieste su varie tematiche dello sport, legate anche un po' alla comunicazione post-Covid, e dicevamo che se noi riusciamo però a essere già pronti anche a pensare di poter ragionare e quindi dividerci, chiamiamolo in senso buono naturalmente, gli spazi di palestra con il 70% a disposizione lo avremo, se noi avremo 50, come dividere, ripensare anche un po' agli allenamenti e anche agli incontri, perché dovremmo pensare anche di correre il rischio di dover giocare nell'infrasettimanale. Cioè è tutto un po' legato, però ecco, è importante pian piano entrare sull'argomento ed entrare, come si dice, dalle nostre parti sul fisso e andare lì. Poi sul discorso degli impianti che dicevi tu e che parlava giustamente John, ma noi 2 impianti molto semplici, da dove ricamare 3 campi di gara, 3 campi di allenamento, cioè come sono in Slovenia, come sono in Austria, come sono da tante parti, diciamo che è più problematico forse rintracciare la zona, che effettivamente oggi come oggi, con questi impianti che possono essere costruiti nell'arco di 12-18 mesi volendo. Tu dici che se si vuole si può fare in una maniera magari spartana, veloce, funzionale, idonea. Quindi tu dici dai, i nostri vicini ce lo insegnano, secondo me, i nostri vicini ce lo insegnano. E noi c'è poco cosa fare. Quando dico noi, parlo per Trieste perché è quella che ha il problema effettivamente più importante.
Noi ci sono ci sono dei campi di gara per il basket e per la pallavolo che, voglio dire, sono ai limiti, chiamiamo. E quindi, ecco, quando si dice che in Friuli Venezia Giulia oramai abbiamo l'eccellenza degli impianti, dico sì, ma parliamo di certe cose di alto livello, perché se andiamo invece giù o soprattutto nella nostra zona, questo discorso non vale, levando lo stadio, l'atletica, la piscina e il Palatrieste. Per intendere il tuo discorso, tu dici a livello di impiantistica top siamo messi benissimo, siamo un'eccellenza, perché soprattutto a Trieste avete tutto, no? Poi però la base è scoperta e necessita di intervento. La base vuol dire tutto il movimento, insomma, che poi fa sì che lo sport viva, perché alla fine poi... Migliaia. E quindi prendiamo come buona anche la tua idea, che io condivido, di fare di necessità virtù, cercare magari zone o magari anche immobili in disuso, non utilizzati, da riadattare in tempo zero, tipo capannoni, perché no? Io ho sempre parlato che tanti capannoni potrebbero essere riutilizzati. Logicamente bisognerebbe capire se costa più, no? Mettere in regola un capannone, fare una variazione poi magari per quanto riguarda l'utilizzo di quella zona, perché magari è una zona industriale che tu devi riadattare a zona commerciale, quindi perché non è accessibile. Quindi ci sono tanti vincoli anche burocratici amministrativi. Ecco, snellire la burocrazia anche ci vorrebbe. Però questo potrebbe essere un messaggio che mandiamo la domenica mattina alle ore 10:55 mentre io bevo il mio caffè latte. Giovanni, rispondi tu, tanto salutiamo Claudio Ferlat che dice buona domenica a tutti voi, buona domenica anche a te Claudio. Sempre Walter chiede basket e volley, John, tu sei quello più adatto a rispondere in questo caso vista la tua professione. Basket e volley potrebbero far fronte comune verso i vertici dello sport al fine di depenalizzare il presidente della società e il suo Covid manager nel malaugurato caso in cui ci sia un contagio in palestra? Beh, credo che né io né il presidente Petrucci, nemmeno Alessandro e nemmeno il presidente Cattaneo siamo così potenti per poter ottenere il cambiamento di una situazione giuridica. Diciamo che è un meccanismo che rientra poi in quelli che sono le norme nazionali del codice penale, delle leggi speciali, che sfugge un po' al nostro volere, al nostro potere, a quello che possiamo, insomma, in qualche modo. Il presidente Brandolin nelle varie trasmissioni ha sempre sottolineato la paura di questo ulteriore aggravio, di questo ulteriore situazione che possa essere una spada di Damocle in capo ai vari presidenti. Io nelle varie riunioni, siccome il tema trattato chiaramente è stato anche questo, ho sempre detto da avvocato e non tanto da presidente: primo, seguite i protocolli che vengono inviati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, quella è la vostra Bibbia, seguiteli rigorosamente e pedissequamente. E secondo, la prova del contagio di un atleta in quel momento lì, all'interno di quell'allenamento lì, in quella palestra lì, è una prova che noi avvocati definiamo diabolica, assolutamente difficilissima da raggiungere. Dovreste avere la sfortuna che degli 8 bambini che sono andati in palestra, 6 diciamo così, si contraggono il virus. Allora avresti una serie di elementi in più per poter dire che l'hanno contratto proprio in occasione di quel determinato allenamento. Io non vedo un rischio consistente per quello che riguarda la responsabilità penale del presidente. C'è, non la possiamo in questo momento modificare, perlomeno con gli strumenti attuali, però credo che sia estremamente difficile, anche nel peggiore dei casi, riuscire a provare che vi sia una sorta di responsabilità. Tenete presente che diversa è la posizione mia e di Alessandro. Noi siamo dei preposti nei confronti dei nostri datori di lavoro e abbiamo nei confronti dei nostri collaboratori, e ci ha proprio spiegato il segretario generale Bertea che noi dobbiamo assolutamente mantenere lo smart work il più possibile, attenerci alle disposizioni di Roma, situazioni di igienizzazione di anche noi del protocollo per quello che riguarda
riguarda i lavori, il lavoro, scusate, non dobbiamo sgarrare, e sicuramente siamo più esposti rispetto a un presidente di ASD o di società. John, poi volevo dire, vai Ale. no, volevo dire, penso anche che John sia d'accordo con me quando la parte che invece riguarda il Covid Manager, o come viene definito con un altro termine, il vostro collaboratore che diciamo che fa tutte le indagini, quella posizione là non ha responsabilità. No, anche secondo me. Perché è sempre e comunque il presidente, mentre lui è esclusivamente un delegato del presidente a fare alcuni controlli. Certo. Giusto? Sì, io sì. da qui a poco credo che sparirà anche questa figura nata, che sarà nata e sarà sparita con un battito di ali. John, non è per spingere, però voglio prima di passare la palla ad Alessandro. Walter rilancia: a Trieste è una miniera d'oro relativamente a capannoni vuoti. L'idea di fare di necessità virtù lanciata da Alessandro pochi minuti fa, quindi quello di magari di attrezzare senza costruire robe nuove, magari di ottimizzare quello che c'è già, magari dando una bella spinta alla burocrazia e alla politica per far sì che si possa recuperare nuovi spazi, per te è una strada percorribile? E così rispondiamo anche a Walter Rusic. Non sono un architetto, non so dirti sia percorribile. La prima cosa che mi salta in mente è un capannone, ma bisogna anche, durante l'inverno triestino, della bora e del gelo, bisogna anche scaldarlo, no? Io credo che siamo tutti consapevoli che bisogna, un capannone bisogna trasformarlo, magari non profondamente, puoi mantenere la sua struttura generale. Scaldarlo non è una cosa impossibile comunque. No, per l'amor del cielo. Credo che le difficoltà siano altre, credo, più che altro, più che riscaldarlo, credo. No, Ale? Guarda, io penso che per quanto riguarda su questo, innanzitutto il basket potrebbe essere più facilitato perché non hai il problema delle altezze. Quindi per noi della pallavolo, per esempio, avremo bisogno di un minimo di altezza di un capannone. E poi, ripeto, c'è anche il problema di carattere amministrativo perché ci sono le famose destinazioni di uso di una determinata area che vanno eventualmente modificate. Qua scatta anche la parte economica, e c'è anche tutta la parte amministrativa e burocratica che, se si dovesse riuscire a slendirla, ci darebbe una grossa mano. Su questo io penso che magari il modo di gestire insieme questa problemaca, dico insieme per basket e volley, ecco, facendoci carico nei confronti dell'amministrazione di una possibilità anche alternativa, quindi non dico immediata ma futuribile, possa essere una soluzione, perché andando avanti così comunque andremo incontro e siamo già in difficoltà per l'impiantistica che c'è, perché gli spazi obiettivamente sono quelli che sono pochi, e non riusciamo a far fare tutto quello che, ma non dico tutto quello, perché John sa, ci sono palestre dove purtroppo non so, i genitori non riescono a entrare perché sono palestre piccole, poi ci sono palestre che vengono bloccate perché hanno dei problemi magari di infiltrazioni, quindi diciamocela tutta, Trieste ha bisogno di impianti dello sport di base, ma ripeto, torniamo sempre al solito discorso: se lo sport viene visto come un costo, non ne usciamo, deve essere visto come un investimento. Questo è un concetto proprio fondamentale a cui partire, anche ideologico. John, sia Antonio Liberti che Roberto Ciriello danno la loro visione dei fatti. È difficile anche dare torto a entrambi. Antonio dice: purtroppo i capannoni vuoti sono sempre frutto di fallimenti o altre cose del genere, diventa difficile entrare in quei meccanismi, e ha ragione. Forse questo mi riferivo prima, Johnny, quando tu parlavi di riscaldamento. Tu ottimisticamente eri già alla fase 2-3, no? Magari arrivare a quel problema. E Roberto Ciriello dice: se mai si inizia, è da 20 anni che va avanti questo problema. Vuoi commentare entrambi i post dei nostri amici? Vado io? Vai.
Beh, sì, certo, sinceramente non ho pensato all'aspetto burocratico. Se un capannone è all'interno di un fallimento, lo si va a comprare Purtroppo, e c'è una trafila assolutamente lunga, sì, incompatibile con le esigenze di celerità. Questo sicuramente è un fattore che ho sottovalutato. Chiaro che magari ci potrebbe essere anche qualche spazio non sottoposto a questi vincoli, a queste procedure, e magari bravo, bravissimo, si potrebbe partire da lì. E Roberto, che è bravissimo. il mio pappagallo sulla spalla per il tema delle palestre da mesi, non smette di ricordarci una sacrosanta verità: se mai si inizia è difficile riuscire a derivare la soluzione del problema. Forse il Covid ci ha aiutato a focalizzare una volta di più e ad avere del tempo per cercare di creare, appunto, come facciamo con Alessandro, un piano operativo, perché sul discorso palestra abbiamo sempre lavorato gli anni scorsi con a riunione magari a ridosso della partenza degli allenamenti, dei campionati, poi dopo ovviamente durante l'estate o durante la stagione estiva si lasciava un po' perdere, perdevamo, io perlomeno perdevo di vista il problema, perché organizzavamo europei, mondiali e cose di questo tipo, quindi È vero? la fortuna è nella situazione negativa generale è quella che abbiamo potuto spendere parole, confronti di idee e incontri su questo tema, anche in prospettiva di medio e lungo termine, che non fa male. Non fa male, no. Alessandro, Roberto incalza, dice il 90% dei capannoni sono ex proprietà del-Esit, ora commissariata e passata all'ente Porto. Adesso io non so quale sia la realtà di Trieste, prendo atto, sicuramente Roberto è persona preparata e competente. A Udine, in zona industriale, ma non solo, ci sono tantissimi capannoni vuoti, io non so di chi siano proprietà, io parlo per il territorio che conosco, però dato che comincia a vederci, secondo me, finalmente il vero effetto post-Covid, perché abbiamo vissuto tutti quanti in una bolla, no? Adesso cominciamo a sistemare le idee, mi sembra, e a rivedere la luce in fondo al tunnel seriamente. Mi sembra che si cominci anche realmente non solo a parlare, a cambiare ogni 2 giorni quello che scriviamo con grande confusione, io sono un po' polemico su quello, lo ammetto, ma si comincia veramente forse a dare una linea. Allora adesso potrebbe essere questo argomento da trattare, da portare avanti da parte anche vostra, che rappresentate il nostro mondo. Potrebbe essere questo magari un canale buono, è colpa tua, l'hai stato tu poco fa, e quindi ti prendi la responsabilità. Sto scherzando, ma io è una cosa che No, pensavo no, è una cosa che io me pensavo la da sono tempo. sempre presa. Potrebbe essere che magari in ottica di ristrutturazione del mondo, no? Si possa anche trovare il modo per far sì che 1 più 1 ogni tanto faccia 2. Ma guarda, guarda, senza dubbio, io penso che questo argomento sia un argomento da affrontare anche immediatamente, senza venir meno, senza criticare quello che viene detto sull'eccellenza dei nostri impianti. I nostri impianti di vertice sono assolutamente importantissimi e validissimi, ma ecco, un tavolo veramente di lavoro, ma un tavolo di lavoro che sia programmatico, non solamente progettuale, perché ribadisco che il progetto è qualcosa che resta sempre lì, mentre il programma è qualcosa che alla fine poi si va a concretizzare. Ecco, questo è il momento dove penso basket e volley hanno la forza anche, diciamo, dei numeri, dei tanti ragazzi, dei tanti giovani, dei tanti tesserati, in questo caso in una situazione come quella di Trieste, per poter far sentire, e quindi far sentire veramente il problema serio, e quindi dire: ragazzi, ok, possiamo anche lasciare una parte, potremmo anche lasciare un po' di più di ore alla scuola, ben venga se dovessero poter fare anche delle ore scolastiche più a lungo, diciamo, ma delle ore scolastiche, anche parlo di attività proprio, di attività sportiva all'interno della parte scuola, ma diciamo un territorio, in questo caso come quello di Trieste, ma non escluderei, se ci dovessero essere altre situazioni difficili
potrebbe essere Gorizia, dico io, un'altra situazione un po' Sì. con impianti, diciamo, al limite, ecco, di veramente incontrare quelle che sono, no, le istituzioni dedicate e quindi affrontare immediatamente questo tema. Ma anche a Udine siamo saturi, ma strasaturi, con un palazzo per la prima squadra che è del 1973, ok? Parlando di pallacanestro, ok? E il Volley Martignacco, che tu conosci bene, con un numero uno come Bernardino Ceccarelli, gioca in un paese con una palestra che lui ha sistemato e l'ha resa un gioiellino, ma con 400 persone per la 2 femminile. Potremmo allargare all'infinito, e soprattutto però quello che conta oggi sono i giovani. In questa fase post-Covid dobbiamo puntare ai giovani, tutelare i giovani e portare avanti la passione popolare che ha fatto sì che questo signore con la maglia Locomotive e questo qua siano cresciuti in un campo di basket con i veri valori dello sport. John, senti, vedi, alla fine la trasmissione ha preso questo indirizzo. La riporto in un altro adesso, però Alessandro ci torneremo su questo argomento, anzi io vorrei aprire una tavola rotonda, perché potrebbero essere noi stiamo offrendo delle ipotetiche soluzioni, poi se non lo sono ce lo diranno, ma noi siamo qui sempre propositivi. John, sport outdoor estivo, novità? Riaccendi il microfono. Perdonatemi, dal 15 poi posticipato al 25 per il calcetto, il calcio a 5, per il 5 contro 5 del basket, e quindi il che significa per il 3 contro 3 del basket, il che significa ovviamente nel più sta il meno per tutto quello che è l'attività di confronto, di 2 contro 2, di 3 contro 2 in continuità. Tutti quegli esercizi potrebbero essere riaperti, che permetterebbero anche alle società che sono ripartite con l'attività indoor di variare un po' la tipologia degli allenamenti a beneficio dei propri ragazzi e delle proprie ragazze. Io pensati ho una mente malata, ma l'altra sera dopo delle società a Trieste ho ripreso la macchina 22:30 e sono ripartito verso Milano da dove arrivavo, e pensavo questo, e lo spunto me l'ha dato la presidentessa dello Jadran, che saluto. Pensati che in Slovenia è un mese che stanno giocando normalmente, stanno facendo attività sportiva post-Covid assolutamente come era all'inizio di febbraio. E se noi utilizzassimo il mese di luglio, utilizzando da un lato i miglioramenti prevedibili ormai incanalati da parte della normativa italiana, e utilizzando la riapertura completa e senza particolari regole della Slovenia, e facessimo 3 tappe dell'Adriatic League a luglio, magari giocando di là, sarebbe un gran segnale di ripartenza concreta. Però è fattibile? Si può fare secondo te? Non lo so, ci sto pensando, però questa è un'idea della mia mente malata. Mi sa che per la gioia di Roberto Ciriello devo concentrarmi sul discorso palazzetti, che è molto più terra, e ci vedrà già con un appuntamento la prossima settimana in prima linea con Alessandro. Meglio che sogno di meno e che faccio di più. Ma no, però lo sport è anche sognare, scusa Johnny, cioè è giusto che tu faccia entrambe le cose, d'altra parte sei un bravo presidente, non te lo dico io, ma è la realtà. Per questo, perché bisogna saper unire la praticità, il pragmatismo che deve avere un dirigente che conduce una federazione, ma anche il sogno di regalare sogni ai giovanotti, perché se no, se lo sport non è sogno, cos'è che ci dà sogni, Alessandro? Se lo sport non riesce a regalare emozioni e sogni ai nostri giovani, con cosa li emozioniamo i nostri giovani, scusa? Sono d'accordo. Noi dobbiamo sempre guardare avanti e sempre guardare in alto, cioè avere l'anno scorso, per dire, dopo tante cose che obiettivamente che si sono fatte anche nel nostro mondo, voi avete portato la pallacanestro, ha portato la nazionale tante volte a Trieste, quindi dire è stata una cosa, vuol dire, entusiasmante vedere i palazzi. Noi abbiamo fatto i mondiali, l'anno scorso abbiamo fatto il trofeo delle regioni di Lignano, poi devo dirvi che è stato massacrante fare un campionato contemporaneamente a distanza di 15 giorni, un campionato europeo under 16 femminili che abbiamo fatto, cioè, quindi poi quest'anno, ecco, quello che volevo a livello di sogni, che devo dire probabilmente non è neanche un sogno, stiamo riparlando di fare un evento sulla pallavolo femminile, perché sapete che noi dovevamo ospitare la finale scudetto, e io ho ripreso
po' con il rinnovato presidente della Lega femminile, Fabris, ho ripreso e lui stesso mi ha confermato che quell'impegno, no, lui lo intende mantenere per quanto riguarda un evento importante della pallavolo femminile, che sia la Supercoppa, che sia una finale Coppa Italia, che sia qualcosa di alto livello, lo riporteremo da noi. Quindi è giusto, guardate, la cosa più bella è poter pensare, sognare, e la frase che dico sempre, perché è una frase che una volta lessi, non mi ricordo in che situazione, ma che il sogno di uno tante volte resta un sogno, il sogno di tanti è molto probabile che si trasformi in realtà. Quindi più sogniamo, più belle cose riusciamo a fare. Abbiamo due messaggi a tal riguardo. Scusa, ti completo elencandoti i tanti sogni e Dus mi capirà. Quello che dobbiamo dispensare, quello che abbiamo provato noi all'88esimo con Gerolin contro il Napoli, all'85 contro la Roma, al 92esimo Birov contro l'Inter. Questi sono i sogni con cui siamo cresciuti. La verità. No, siamo due suonati, però ci piace crescere così anche i nostri figli. Allora, a tal riguardo abbiamo scatenato un'altra serie di messaggi. Stefano Narduzzi: se non si sogna non si realizza mai nulla di nuovo. Roberto Ciriello dice: dovete pensare sicuramente ai sogni dei bambini, ma per sognare i bambini hanno bisogno di allenarsi in qualche posto. E beh, sì, insomma, in effetti il pragmatismo non con la PlayStation, non con la PlayStation. Hanno bisogno di con la faccia che sorride, Roberto. Poi Marco Cernaz: grazie Alessandro, grazie Giovanni per la presenza venerdì scorso. In alto i cuori. Mi spiegate a noi comuni mortali a cosa si riferisce? Quello che diceva prima Alessandro, al convegno a cui siamo stati ospiti entrambi, anche con Hermes, anche con il presidente Brandolini e tante altre autorità, è venuto molto bene, è continuato anche ieri. Non so se sei riuscito a passare, Alessandro, anche ieri No, ieri non ce l'ho fatta proprio. No, complimenti, fatto a Borgo Grotta Gigante. Sono uno dei posti storici anche del basket. Tematiche interessanti anche di sviluppo dell'attività sportiva post-Covid, interazioni con internet, bello, ben fatta. Quindi c'è movimento, chi deve muoversi si sta muovendo, John. Ma mi sembra evidente, si può dire tutto tranne che i nostri mondi siano stati fermi in questo periodo, assolutamente. Adesso mi hanno buttato dentro il fuoco sacro delle palestre a Trieste a farne fare un paio. Alessandro, cosa dici? Ma ricordati anche di Udine, però abbiamo bisogno anche a Udine, se no scusa. Di meno. Comunque è vero, guardate, la situazione da noi della provincia di Trieste è difficile. Io dico sempre che bisogna guardare poi a tutte le altre problematiche che abbiamo in regione e sicuramente ce ne sono, per cui io francamente penso che noi stiamo dando un occhio ma super attento e anche venerdì che si parlava durante questo convegno, oggi come oggi, sentire ancora di più, ascoltare e venire incontro alle società è il segreto per superare questo difficile momento che abbiamo vissuto e che comunque stiamo vivendo e che non sappiamo se dovremo comunque continuare ad affrontare e a vivere. John, vedrai che a ottobre ripartiamo, Alessandro, sono sicuro. Ma io non ho dubbi. Io non ho dubbi che sarà più bello di prima, basta che facciamo tutti quanti tesoro di quello che abbiamo vissuto e non ci dimentichi di tutto come se nulla fosse stato. Walter, prendiamo spunto dal pragmatismo dei nostri amici e conterranei e amici friulani, Fasini Bessoi, insomma, detto, voglio dire, John, questo è un complimento, Sì. Adesso, Fasini Bessoi. È difficile costruire un palazzetto da soli, no? No, ma non parlava questo, forse era un discorso più generale e adesso magari anche apparirà in sovraimpressione anche il messaggio di Walter Rusic. Giovanni, sensazioni, già 3/4 d'ora che parliamo, come sempre noi ci siamo entrati in questa diretta senza esserci neanche confrontati, cioè non è che studiamo una scaletta e diciamo
cosa parliamo oggi? Andiamo, parliamo, e per fortuna gli argomenti non mancano mai. L'importante è provare anche a condividerli con gli amici a casa, che poi in prima persona contribuiscono a fare grande il nostro sport. Giovanni, sensazioni, quindi siamo quasi alla fine, poi tu devi andare a messa, e se non vai a messa dopo tua mamma se no si arrabbia. A me se non ci vado stamattina non so tu Alessandro, ma insomma ma non è questo, quindi voglio dire, ma non perché non vado, vabbè, lasciamo non perdere. È questo il tema della trasmissione. Non è questo, non è questo, ma no, Johnny, sensazioni delle tue società, cioè anche lì come si evolvono i DPCM minuto dopo minuto, qual è l'umore dei tuoi club con cui hai fatto e fai riunioni? C'è ottimismo, c'è preoccupazione, sì, c'è speranza, c'è allarmismo, c'è voglia di ripartire? C'è di tutto. Io mi sono raccomandato di stare al passo e di guardare il sito internet della federazione per avere in tempo reale la comunicazione dei vari protocolli, dei vari cambiamenti, dei vari miglioramenti, perché c'è un po' di confusione in questo momento, perché si intersecano e si sovrappongono decreti del Presidente del Consiglio, decreti legge, protocolli interni, Ministero Sport e Salute, quindi abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza. È chiaro che non posso stare ogni giorno a scrivere un'email riassuntiva a tutte le società, e quindi mi sono raccomandato di stare attenti su quella che adesso, per quello che riguarda la ripartenza, deve essere l'unico punto di riferimento, l'unico faro, è del sito della Federazione Pallacanestro. Il Presidente Petrucci ci ha raccomandato di seguire proprio pedissequamente, lo ripeto, le linee guida che vengono personalizzate dal Politecnico, eccetera, eccetera, vengono personalizzate e fatte proprie dei singoli sport. Per quello che c'è il rumore da un lato di ripartenza, dove non dico entusiastica perché è una ripartenza difficile, ma una ripartenza convinta, magari anche sfruttando delle strutture all'aperto e la bella stagione. Dall'altro lato c'è un po' di preoccupazione diffusa, perché tante società non possono ripartire pur avendone la voglia in questo momento a causa della gestione dell'amministrazione dei palazzetti non propria. Chi non ha un palazzetto o una palestra in gestione propria, ma scolastica, eccetera, non ci entra in questo momento. Dall'altro lato, la preoccupazione che ti dicevo prima della responsabilità per il presidente penale e civile, che ho cercato di sgombrare. E in più c'è una preoccupazione che accomuna tutti, che è quella ne abbiamo già parlato, degli spazi da settembre in poi. Ovviamente, questo riguarda veramente tutti, degli spazi in palestra e della concomitanza delle scuole, della concorrenza, passatemi il termine tra virgolette, delle scuole. Stessa domanda per te, Alessandro. Guarda, al momento noi abbiamo fatto anche un questionario su tutte le società che disputano campionati regionali, e devo dirti che c'è stato al momento solamente, noi in realtà lo abbiamo prolungato questa possibilità del questionario fino a lunedì, ma abbiamo già avuto diciamo più dell'80-85% di risposte. E devo dirti che al momento solo una società sembrerebbe aver dei problemi, ma probabilmente non legati in questo caso a Covid, per la ripartenza nel campionato, in questo caso di C femminile. Quindi cosa ne traiamo? Ne traiamo che sicuramente tutte le società hanno voglia, desiderio di ripartire. Noi abbiamo la responsabilità di fare di tutto per rimetterli nelle situazioni migliori per ricominciare. Alcune cose le nostre federazioni le hanno fatte. Vediamo questo altro piccolo aiuto da parte di Sport e Salute e da parte del Ministero dello Sport. Vedremo il fronte palestre e impianti scolastici. Questi sono gli argomenti che dobbiamo affrontare, non dimenticandosi, secondo me, che proprio da queste problematiche parte anche il fattore psicologico che deve spingere di nuovo a fare sport i ragazzini, perché se più andiamo avanti, più questi ragazzi sono lontani dai campi, più
si impigriscono e si divanano, perché c'è stato un periodo, e questo è il grosso rischio anche, nel quale sono stati davanti ad uno schermo e quindi lasciamo perdere il discorso che ce ne sono tanti con entusiasmo, però ne avevamo alcuni anche che, vuol dire, magari erano stressati da tanti allenamenti, dalla scuola, che a un certo punto, no, magari dicono, no, magari prendono qualche strada diversa e noi non vogliamo perdere nessuno, sono convinto, né io né John, anzi magari vogliamo aumentare. attirarne ancora di più. Certo. Io volevo chiudere, ma ancora 2 o 3 cosine al volo, vi rubo ancora 2 minuti. Tanto Gio ti saluta Dolce Steffi, che è sempre un pensiero dolce per te. Luciano Freschi mi cazzia giustamente, quindi ho tirato giù la penna, mi dice non mangiare la penna. Vabbè, era solo un modo per accompagnare, rimanere concentrato davanti alle vostre dotte elucubrazioni, cari presidenti. Roberto Siriello chiede sotto lo striscione, possibile abbattimento dei costi palestra, Johnny? Dice anche, se non sbaglio, se si arriverà a un accordo con il comune si tratterà di importi, una seconda sua, che adesso uscirà, se non sbaglio, se si arriverà ad un accordo con il comune si tratterà di importi minimi. Confermati? Ecco qua. Alessandro? Allora, guarda, dunque, il comune, a quello che mi risulta, ma ne parleremo proprio in questa riunione che faremo anche il presidente della Tergestina e che abbiamo programmato, ha fatto una sua parte sul discorso dei costi fino al 31 dicembre del 2020. Al di là di riuscire ad ampliare, no, questa parte dal punto di vista proprio della tempistica, quindi portarlo magari almeno fino alla fine della stagione agonistica 2020-2021, la parte del comune è comunque una parte, perché è importante, ma copre circa il 30%, non di più, del costo vero, perché poi c'è tutta la parte voglio dire, organizzativa, ci sono i custodi, sono il discorso appunto della guardiania, delle pulizie, che incidono, ecco, dal punto di vista dei costi, e questi probabilmente voglio dire, saranno difficili da abbattere, a meno che non ci sia qualcosa di diverso che oggi come oggi probabilmente, dico per quello che so io, ma forse anche John, noi al momento non lo sappiamo. Vorremmo capire un po' di più anche da questo incontro, se poter aprire qualche, io uso un termine che non deve vedersi come contrapposizione, magari aprire un altro fronte di trattativa, ecco, su questo senso. Non so cosa ne pensi, John? Perfettamente d'accordo. Io credo che la domanda fosse stata legata a quello che avevamo lanciato, il discorso ANCI, eccetera, eccetera, all'inizio ancora delle nostre... Bravo, dei nostri incontri, esatto. In piena pandemia. Sapevamo che questo sarebbe stato l'aspetto un po' più complicato da sistemare, ma insomma... Direi che come dice Roberto Siriello, se mai si comincia, mai si finisce, quindi bisogna solo che aspettare e attendere, avere fiducia in noi un po', dai. Va bene, viviamola con questo giusto tuo ottimismo. Io vi ringrazio, signori, vi ringrazio. No, ti ho interrotto, John, avevi qualcos'altro da dire? No. A posto. Allora, intanto il Werder Bremen ha vinto 5-1 ieri, sei contento? 5-1 a Paderborn, ma la cosa più importante è che il Borussia Dortmund al 93esimo con rete di Haaland ha vinto a Düsseldorf, quindi per la prima volta siamo penultimi assieme al Fortuna Düsseldorf, ricominciamo a vedere la salvezza, insomma, anche ancora molto lontana, ma insomma... E invece vi faccio entrambi, per chiudere, tanto 30 secondi, una domanda sul calcio. Avete visto questi giorni, è ripartita cioè non campionato, c'è Coppa Italia, ma il calcio d'Italia, dopo tanto parlare. Le 2 semifinali, la finale sarà Napoli-Juventus, le avete viste? Che sensazioni avete avuto? Io non mi sono eccitato come immaginavo che avrei fatto, mi sembra, non lo so. La vostra sensazioni da uomini di sport, Ale? Guarda, io francamente ho visto spezzoni, anche ieri ero ad una cena con 2 presidenti friulani, amici di pallavolo, e quindi
non ho visto il pareggio della mia Inter. Oggi Brandolin pomeriggio alle 3 risulterà, perché invece è in finale contro il Napoli. Noi, guarda, abbiamo fatto di tutto, perché devo dirti, quando venerdì c'era Brandolin, mentre lui è uscito, noi gli abbiamo detto, l'abbiamo richiamato e gli abbiamo detto auguri per stasera, ma evidentemente non è servito. Ecco, non è servito. Sì, quindi ho visto degli spezzoni, devo dire, sai, vedere gli stadi comunque, obiettivamente, lo stadio vuoto è tutta un'altra cosa. Sembra di vedere un po', come dire, una sorta di allenamento. In qualche caso, dire, a parte il fallo che c'è stato lì, che secondo me di Rebic, sì, no, veramente non riesco a capire. Ho avuto un attimo di così, dai. Sì, esatto, ma nel senso anche marcature un po', no, variegate, no, posso dire. Quindi è un calcio ancora che probabilmente deve riprendere un po' consistenza, e devo dirti, io a questo punto sinceramente probabilmente ci saranno dei problemi di ordine pubblico, ma io una parte dello stadio, una parte dei tifosi, che sia un quinto, un quarto, un decimo, però darei la possibilità perché senza lo spettatore, se riapriamo le discoteche, se ci sono le movide, e tanti allora probabilmente anche lo sport all'aperto, soprattutto in questo caso, può avere degli spettatori. Ringrazio Domenico per le belle parole che spende, grazie per quello che fa per le nostre discipline. Insomma, siamo qui per quello, il nostro amore per lo sport è certificato. John, a te la chiusa finale, dai. Lancia l'ennesima provocazione domenicale del nostro presidente del volley, che dice, dai, un po' di tifosi dentro. Ma condividi questo mio senso un po', John, di apatia per questa ripartenza un po' slow del calcio? È meno eccitante di una partita di precampionato ad agosto col pubblico, magari giocata a Cesena tra Juve e che so io, Inter o qualcosa del genere. Perché comunque dà un senso di incompletezza, l'abbiamo sempre detto. Sono cinico e dico che fateci andare avanti il calcio ancora un po' così, perché sapete che hanno tolto anche il veto al discorso dell'eventuale contagiato, e credetemi, questa è una situazione importantissima. Cioè, certo. Il contagiato sarà messo lui in quarantena e non tutta la squadra. Questo significa che il campionato di calcio terminerà la sua corsa, non vedo come possa non arrivare a fine campionato. Significa che Champions e UEFA giocheranno, significa che ieri, non so se avete visto, sulle pagine di televideo c'era già l'idea di poter, prima della fine del campionato, reintrodurre una quota di tifosi all'interno dello stadio. È giusto che la gente si renda conto, la gente che vitupera i tifosi, che si renda conto che è incompleto. Una partita senza pubblico è una partita assolutamente incompleta. Grazie Giovanni, abbiamo passato questa oretta domenicale insieme, è volata via come sempre. Vi auguro buona domenica. A te, tu John, oggi cosa guardi? Niente, famiglia, basta? No, il Werder ha giocato ieri, oggi c'è un importantissimo Augsburg-Mainz per il quart'ultimo posto, e quindi sarò attaccato a Radio Bremen-Heinz, che fa la diretta tutto il calcio minuto per minuto in tedesco. Ora, se tu lo sai cosa fare alle 3 oggi pomeriggio, collegati con noi, avremo Brandolin, Canciani e Alessandro Talotti, nostro ospite, grande Ale, quindi oggi pomeriggio parleremo soprattutto di CONI, con questi tre grandi personaggi, e con grande piacere ospiteremo Ale Talotti alle 15 in diretta. Grazie Alessandro. Tu invece oggi, la tua domenica, come la spendi? Ma guarda, se non piove, diciamo che dai una bella camminata sul Carso. Ecco, sì, dai, prendere un po' d'aria. O smizza? Scatta anche lo smizza? Ma potrebbe darsi, è giusto per come si dice, un Rebeckin, ecco. Fantastici, grazie mille. Buona domenica a entrambi, ci vediamo la settimana prossima. Buona settimana al volley e buona settimana al basket. Un bacione a tutti, ciao. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao.